Lorenzo Del Baronio, derby, come l'hai visto? Derby difficile, abbiamo perso un uomo dopo mezz'ora, penso. Forse qualcosa. Dovevamo chiuderci dietro, abbiamo fatto il nostro, ci siamo chiusi lì. Se avessimo vinto sarebbe stato un furto, invece così ci siamo messi lì, abbiamo portato a casa un punto che è bene per la classifica. Abbiamo dovuto soffrire, ma siamo stati bravi, siamo un gruppo. Siamo stati bravi, siamo stati lì chiusi, non potevamo fare di più, anche perché penso li abbiamo limitati abbastanza offensivamente in 10. Ho sentito che ti lamentavi un pochino delle decisioni arbitrali, in effetti ci sarebbe molto da rivedere, no? Ma io non mi lamentavo per le decisioni arbitrarie nostre, io mi lamentavo per le decisioni arbitrarie in generale, perché secondo me ha sbagliato da una e dall'altra parte, un'esplosione frettolosa come dicevamo prima, perché alla fine Kalin era girato, non poteva fare altro che coprirsi il volto e gli è arrivato nelle mani, cosa devi fare? Un rigore dubbio per Tolmezzo che io non ho visto bene, può starci o non può starci. Iuri ha fatto un'entrataccia su Tocchetto e l'ha ammonito, che secondo me è rosso. Decisioni che secondo me ha perso la partita, secondo me, di mano. Probabilmente non all'altezza dell'importanza della partita. Non spetta a me valutarlo, ci può stare come non ci può stare, io devo giocare, allenarmi e fare quello che mi viene chiesto. Poi penso che ci sia qualcuno a vedere l'operato degli arbitri e devono valutare loro. Al di là di questa partita, insomma, il campionato della Gemonese ci sembra veramente estremamente positivo, no? Come ti spieghi questa metamorfosi dallo scorso anno, grandi sofferenze? Io l'anno scorso ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fuori dal campo abbastanza a lungo, anzi 2 infortuni di fila, sempre la stessa caviglia. Penso che quest'anno siamo tanto gruppo, siamo tanto amici, abbiamo ringiovanito la rosa, corriamo di più, ci sacrifichiamo tutti per gli altri e poi quest'anno non prendiamo gol e anche se ne facciamo pochi, magari un 1-0 basta per vincere e portare a casa i 3 punti. Il tuo allenatore parla di salvezza tranquilla, però insomma non è che siete proprio lontanissimi dalle posizioni. A parte che siamo a 6 punti, ma ci sono rose come Lumignacco, come può essere il Cordenon, Silvesna, anche lo stesso Torviscosa che è appena venuto su, che hanno giocatori che hanno tanta più esperienza. Noi sì, siamo in 4-5 che sono anni che giochiamo qua a Gemona nella stessa categoria, però dalle altre parti ci sono giocatori che possono, come il Cordenos, può permettersi di avere 4 attaccanti, si fa male Shang e ne ha altri 3 che comunque fanno il suo stesso lavoro. Poi se si fa male Tocchetto diventa duro. Noi se si fa male Tocchetto, lo stesso Igor che adesso speriamo che torni presto, perché è un bravo ragazzo e tornerà sicuro più forte di prima, che quello non ha bisogno di correre come me, che corre lo stesso.